Oggi che magnifica giornata. Benvenuti nella nuova estate 2016 di Spirito Nuovo Venezia. Ci troviamo qui, nel luogo delle emozioni, Villa Soligo, tra i colli del meraviglioso Prosecco che tanto noi amiamo e apprezziamo nel corso della nostra socialità. E così avrà inizio questa nuova calda stagione con tante iniziative e tanti appuntamenti che vi sto proponendo, che partiranno venerdì 1 luglio tra i colli di Lonigo in provincia di Vicenza, nella splendida Rocca Pisana, un collegamento con la famiglia Pisani, la nostra residenza di sempre a Venezia sul Canal Grande, che arriva come residenza estiva e di caccia nei colli, nell'alto dei colli a Vicenza. E lì vivremo in cima ai sogni dei notturni ad occhi aperti, insieme all'ensemble di mandolini e chitarre Mandolin Venice, diretti dal maestro Emanuele Cappellotto e accolti con eleganza e spontaneità dall'amico francese Jacques Pellard. Continueremo con qualcosa di particolare, domenica 10 luglio, e lì si potrà scegliere 2 orari differenti, dalle 19 alle 20 oppure dalle 20 alle 21, per vivere una lettura galleggiante sulle orme di Alessandro Altieri, in compagnia di un rematore e di uno scrittore, storico, economista, new dandy, Francesco Caprioli, che scrive un libro meraviglioso e che traccia un protagonista che vive tra Venezia e New York. E lì, a bordo di questa storica imbarcazione, potremo vivere di cultura, di letteratura, di curiosità veneziane e di un aperitivo sempre navigante. Proseguiremo poi nel mese di agosto, dove succederà qualcosa di particolare per noi tutti di Spirito Nuovo. Decolleremo verso la Terra del Sole, dove i nostri amici emeriti, signori Lottorto, ci aspettano con grande entusiasmo nella loro città dell'estate, quale Tropea, per vivere alla ricerca di baie e tramonti di una città veramente che ha fatto la storia e che continua a fare la bellezza del sole italiano. Concerti, curiosità storiche, visite particolari, residenze che vengono aperte per noi e cene dal gusto tipicamente mediterraneo ci aspetteranno dal 19 al 22 agosto. Quindi 4 giorni passati veramente in sinergia per condividere al meglio musica, arte, cultura e viaggio. Il 10 di settembre, quindi una domenica, dalle ore 20, per vivere tramonti e orizzonti nella parte più nobile della laguna veneziana, o meglio inaugureremo una nuova edizione chiamata Domus Magnus, dove una grande sinergia con il progetto Alta Gamma Ca' Foscari, Università di Venezia, ci permetterà di vivere qualcosa di straordinario e soprattutto qualcosa di esclusivo. Infatti Spirito Nuovo e Alta Gamma, e in collaborazione naturalmente con l'insostituibile One Shot Communication, vivranno insieme per rivivere emozioni e particolarità degli anni 50, in cui la dolce vita passava per Venezia, si fermava al Danieli e ammirava non solo il cinema, ma tutta la bellezza di una città che si apriva al mondo e si apriva alle persone. E concluderemo la stagione estiva con il 18 settembre, domenica, a Palazzetto Pisani. Rientreremo nella nostra suggestiva ed elegante residenza sul Canal Grande per vivere l'incontro ancora rinnovato con la società Dante Alighieri di Vienna, dove vivremo di grande musica colta, classica, insieme alla Venice Chamber Ensemble. Insomma, tante proposte che speriamo siano sempre di vostro gradimento e di vostro piacere, per vivere e rinfrescarci praticamente insieme, senza così soffrire di tanto caldo, ma gioire di tanta musica, cultura e socialità.